Più carabinieri per le strade di Vittorio Veneto, perché fatti come il lancio di Molotov contro il municipio e l'esplosione dell'ordigno artigianale davanti ai negozi di via Carducci non si ripeta. Questo l'esito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che il prefetto Laura Lega ha voluto tenere d'urgenza nella città della Vittoria. C'è un rafforzamento del controllo, come garantito anche dal ministro Alfano, confermato ulteriormente dal prefetto di Treviso, la dottoressa Laura Lega, tant'è vero che si era già attivato peraltro già da subito autonomamente dopo quanto avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì scorso. Le indagini proseguono senza sosta, la pista maggiormente battuta è quella dell'indipendentismo, presa in considerazione ma dalle indiscrezioni valutata poco attendibile la rivendicazione fatta trovare nella cassetta della posta di un giornalista di Colle Umberto, secondo cui questi atti continueranno fino al completo sgombero dei terreni veneti appartenenti alla Repubblica Serenissima. L'unica comunicazione che mi è stata fatta è che le indagini sono a tutto campo, è stata fatta notare appunto la scritta e anche questa rivendicazione e mi è stato assicurato, e non ho alcun motivo di non credere che così sia, che è già stata presa in considerazione come ogni qualsiasi altra pista che possa essere ritenuta plausibile. Rivendicazione firmata dal gruppo I Love Venezia. La stessa scritta era comparsa un paio di mesi fa sulle pareti della sede dell'ANPI. In estate, in Valla Pisina, un tricolore era stato strappato da un sacello e sostituito con una bandiera indipendentista e anche questo avvalora questa pista.